Chiediamo al nostro direttore Sergio De Muru il punto della situazione dopo la partita col Torino e in vista della partita contro l'Udinese. Direi una grande partita contro il Torino, uno spirito di reazione che non mi aspettavo neanche io. Il Cagliari, spinto questa volta da un eccezionale pubblico che non ha mai smesso di crederci, è riuscito a portare a casa 3 punti che vogliono dire una situazione migliore in classifica, una boccata d'aria in classifica e adesso il Cagliari c'è una striscia aperta di 2 vittorie e un pareggio. E quindi diciamo che Nicola è riuscito a ritrovare il bandolo della matassa dopo quella famosa sfuriata del presidente, il quale aveva messo tutti in riga e aveva dato ai giocatori tutte le loro responsabilità, prendendosi in prima persona le colpe di una situazione che comunque era dettata solo ed esclusivamente dai giocatori in campo. La squadra ha reagito, è riuscita a portare a casa i 3 punti sia a Parma che ieri contro il Torino e il pareggio con la Juventus in casa appunto della formazione bianconera. Il Torino, c'è da ricordare, è una squadra tatticamente messa bene in campo, una squadra forte dal punto di vista fisico, quindi fisicamente prestante, e che il Torino darà sicuramente del filo da torcere a tante in questo campionato. Per cui adesso il Cagliari si proietta alla gara con l'Udinese è sicuramente di una spanna inferiore al Torino per quanto riguarda il discorso tecnico, però c'è da dire che il Cagliari adesso se la può giocare veramente con tutti, a cominciare appunto da questa partita di Udine venerdì, nella quale Nicola, io credo che comincerà a fare un po' di turnover perché ci saranno incontri ravvicinati. Ricordo l'Udinese subito, venerdì, poi ci sarà martedì il Bologna, poi ci sarà la Lazio, quindi un turnover che necessita una squadra che sta dando tantissimo in campo anche dal punto di vista fisico.